Questa sera a Napoli è scoppiata una vera e propria bomba, questa volta con cifre concrete. Dichiarazioni ufficiali e una trattativa che si avvia decisamente verso la storia. Come sempre, qui sul canale potrete seguire i retroscena più attendibili sul futuro del Napoli. E quello che il giornalista di Sport Italia Alfredo Pedulla ha appena confermato in diretta TV potrebbe suggellare uno dei più grandi trasferimenti del calcio italiano degli ultimi anni. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché la telenovela Kevin De Bruyne Napoli è più viva che mai e il finale potrebbe essere lieto per gli azzurri. Secondo Pedulla, il Napoli ha fatto un'offerta ufficiale di contratto biennale al fuoriclasse belga. Attualmente in forza al Manchester City è destinato a partire a fine stagione. L'accordo prevede uno stipendio fisso tra i 7 e gli 8 milioni di euro a stagione, più bonus per gli obiettivi raggiunti, come la partecipazione alla Champions League, il numero di partite e i risultati collettivi. Il giornalista è stato diretto: l'accordo non è così assurdo come qualcuno potrebbe pensare. Il club ci sta provando e le trattative stanno andando nella giusta direzione. Pedulla, una delle firme più autorevoli dell'informazione sportiva italiana, ha tenuto a sottolineare che non c'è ancora un accordo chiuso o firmato, ma che i colloqui con i rappresentanti di De Bruyne sono progrediti in modo significativo negli ultimi giorni. L'ottimismo all'interno del club è reale, ma moderato, dopo tutto. Stiamo parlando di un giocatore che potrebbe essere ancora ambito da club della MLS e dell'Arabia Saudita, disposti a offrire cifre astronomiche. Tuttavia, il differenziale del Napoli non è solo finanziario, è il progetto sportivo. La garanzia di un ruolo da protagonista e la possibilità di guidare una squadra competitiva in Champions League, sotto la guida di Antonio Conte. De Laurentiis è coinvolto in prima persona e Giovanni Manna ha già chiarito ai rappresentanti del belga che non sarà un semplice rinforzo, sarà il volto di una nuova era azzurra. L'ingaggio di De Bruyne sarebbe un messaggio diretto al calcio europeo: il Napoli non si accontenta di competere, vuole conquistare. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, con questa offerta sul tavolo. Pensate che De Bruyne accetterà la sfida partenopea? Riuscirà a ripetere l'impatto di un moderno Maradona al San Paolo? Commentate qui sotto, condividete con altri tifosi e, ovviamente, ringraziateci per supportare il canale e seguire ogni passo di questo possibile arrivo leggendario al nostro glorioso Napoli.